ritrovati, sempre qui in diretta a Telefriuli, e adesso è il momento dell'ospite, collegato con noi telefonicamente Arrigo De Paoli, scusate, che è il difensore civico, ecco qua, lo vedete anche via Skype, il difensore civico regionale. Allora, innanzitutto benvenuto e buongiorno. Buongiorno a voi. Ecco, benissimo, la sentiamo perfettamente, piacere. Allora, ieri è stato presentato il bilancio 2020, però prima di addentrarci appunto in quelle che sono state le caratteristiche, le peculiarità e anche le difficoltà dell'anno passato, vorrei solo una breve sua definizione per spiegare a chi ci segue da casa che cos'è, chi è il difensore civico e di che cosa si occupa. Sì, il difensore civico è un organo autonomo, libero, indipendente, è stato reistituito dopo 10 anni in cui era stato abolito e praticamente svolge un'azione da ponte fra un cittadino che rilevi, non so, irregolarità, disfunzioni o ritardi e la pubblica amministrazione. Per cui si propone in pratica come un organo di aiuto e nello stesso tempo di aiuto con il cittadino, con il residente, insomma con la persona, e nello stesso tempo anche come collaboratore dell'amministrazione perché svolga i suoi compiti nella maniera più efficiente possibile. È accessibilissimo, è gratuito, è a disposizione praticamente, è un organo adiutorio e l'interlocuzione sono le pubbliche amministrazioni regionali, quelle comunali che hanno sottoscritto l'apposita convenzione, anche le amministrazioni periferiche dello Stato, gli enti parastatali e soprattutto, in questo periodo soprattutto, le ASL e quindi la sanità. Quello è uno dei punti, delle competenze più rilevanti del difensore civico, che peraltro è stato anche formalmente designato come garante regionale della salute. Bene, allora lei ha citato le ASL, l'anno 2020 è stato funestato dalla pandemia e dal Covid, che naturalmente è stata, diciamo, una delle istanze più trattate anche proprio dal difensore civico, perché leggo dal bilancio di ieri che insomma sono state su 181 pratiche, 54 riguardano la sanità. Da un lato quindi vi ha dato, diciamo, lavoro, dall'altro il Covid ha messo un po' le bastoni tra le ruote anche nella vostra attività, nell'attività svolta dal difensore, perché ci sono stati dei rallentamenti e insomma tutto è stato un po', diciamo, più rallentato. Da lei un commento? Questo era inevitabile. E per quanto riguarda poi le richieste, cioè le segnalazioni, ovviamente queste segnalazioni hanno seguito quelle che erano le varie regole che si sono succedute nel tempo e quindi all'inizio, per esempio, le segnalazioni più rilevanti riguardavano le visite dei parenti di queste persone anziane isolate anche per mesi, riguardavano i tamponi, i ritardi nella comunicazione degli esiti delle prove dei tamponi, riguardavano le riprogrammazioni, certe volte senza una data, di visite specialistiche, di esami diagnostici che erano stati fissati una certa data invece che slittavano magari a mesi di distanza, addirittura ci si riservava di indicare. Riguardavano le dimissioni che si ritenevano troppo veloci dalle RSA e dagli ospedali. Insomma, riguardavano certi ritardi nelle autoambulanze, nei pronti soccorsi, le file, però erano tutte cose che naturalmente venivano segnalate, venivano seguite, ma non è che il garante della salute potesse sostituirsi alla sanità, poteva indicare, fare dei suggerimenti e in stretta collaborazione, comunicazione con la direzione centrale e regionale, poteva in qualche modo, oltre che suggerire, essere posto a conoscenza delle misure che venivano assunte di volta in volta, dei progetti che venivano fatti e dei risultati che si potevano ottenere. Poi il tutto senza invasioni di campo, anche perché era purtroppo una situazione talmente eccezionale che ha trovato tutti piuttosto impreparati e che adesso piano piano credo si possa agire in maniera tale da determinare il pregiudizio minore possibile per la gente, per le persone. Certo. Senta, lei ieri ha detto che pur non essendo un mediatore, un conciliatore, insomma, l'attività l'ha portata insomma, a vivere da vicino
chiaramente i disagi dell'utenza, ma alla fine diciamo, lei dice senza eccessivi formalismi, senza preconcetti e chiusure, siamo riusciti comunque a fornire una risposta e un indirizzo di massima, quindi anche un rapporto cioè ha toccato con mano, voglio dire, le difficoltà di queste persone, e alla fine insomma il lavoro è quello anche un po' di mediare tra le parti, o comunque di far incontrare in qualche modo. Proporsi e di dire guardate c'è un interlocutore, perché molto spesso oltre che a livello giuridico si è operato a livello sociale e psicologico, nel senso che molte persone si rivolgevano anche in conferenza diretta, cioè con incontri diretti, non soltanto attraverso le mail, si rivolgevano, magari prendevano atto che non c'era nulla da fare, però erano già soddisfatte, quantomeno si erano messe l'animo in pace e avevano avuto un'interlocuzione. E questo credo che sia uno degli elementi fondanti della funzione del difensore civico, quindi non soltanto una stretta analisi giuridica delle questioni che vengono prospettate o una stretta analisi fattuale, ma anche un incontro, insomma. E quello che ritengo sia necessario è divulgare ancora di più il fatto che esista un difensore civico, perché dopo la nanna di 10 anni praticamente non sono molte le persone ancora, o quantomeno non sono molte quelle che vorrei che lo fossero, informate dell'esistenza e del tipo di attività di questo organo. Saranno anche 7, ultima domanda, 7 nuove convenzioni con altrettanti comuni, quindi insomma si sta pian piano anche diffondendo. Come possono contattarla? Dove possono contattarla? Il contatto è semplicissimo, il più semplice possibile sarebbe su Google cliccare Difensore Civico Friuli Venezia Giulia e lì si trova tutto. Se vogliamo invece passare attraverso una cosa più istituzionale, si va sul sito del Consiglio regionale, c'è l'icona Difensore Civico, anche lì ci sono tutti i dati. L'importante è l'agilità con cui praticamente ci si intrattiene. Noi appena riceviamo una mail o una telefonata prendiamo in carico immediatamente, se la cosa è fattibile, la risposta può essere data immediatamente, la diamo in giro di 2 giorni, altrimenti dobbiamo attendere magari il riscontro con la pubblica amministrazione interessata. Però siamo veloci, questa è una delle cose che più mi dà orgoglio. Bene, allora grazie per essere stato nostro ospite, saluto Arrigo De Paoli, difensore civico regionale, basta digitare su Google se ne avete bisogno, è gratuito e lo trovate. Grazie per essere stato con noi e le auguro una buona giornata. Grazie a voi altrettanto. Arrivederci.